Il popolo di Internet chiederebbe addirittura l'abolizione della caccia in toto. Premesso questo. Ricordo che lei addirittura poi al di là di Internet, nel suo vivere con gli animali, lei si occupa di lupi addirittura. Sì, io sono presidente di un movimento di oltre 20.000 persone che si chiama Wolf Emergency, ha solamente 1 anno e mezzo di vita e quindi questo dà comunque i dati per quello che è la parte diciamo così, del mondo animalista. Vorrei aprire una piccolissima parentesi per capire che cos'è l'animalista oggi. L'animalista oggi non lo vedo così estremista come lo potevamo magari vedere un tempo, cioè oggi siamo molto più portati certamente al dialogo feroce e serrato. Abbiamo anche noi le nostre schegge impazzite, come ce l'hanno i cacciatori, basta vedere i vari blog che si affrontano, si vede di tutto, c'è quello che gli augura il cancro ai figli, quell'altro che gli augura le peggio cose, cioè sì, lì è una roba allucinante, è da vergognarsi. Che ho ricevuto io. No, me le faccio vedere le mie, guardi, lasciamo perdere. A me arrivano anche con le minacce. Una dimostrazione anche in questo studio. Beh, non da parte mia. Gli animalisti che brindano quando c'è un incidente di caccia, per dire, no, perché allora, dicono un cacciatore in meno. Per quello che mi riguarda, quel popolo di internet, del blog di cui fa parte, è una piccola parte del mondo di internet. No, è solamente una parte. Scusi, voi avete raccolto nel giro di alcuni mesi ben 75.000 adesioni alle vostre iniziative. Bene, io ho attivato un'iniziativa a livello nazionale, in 2 mesi abbiamo raccolto ben 843.000 firme certificate.